semplicemente il meccanismo legislativo usato per imporre i dazi medesimi. Non è che è venuta meno la politica commerciale trumpiana tout court, tant'è che Trump ha rimesso dei dazi al 15% cambiando strumento. Questo è il dito e non si vede la luna, cioè la luna rimane la gigantesca questione epocale che pone la politica commerciale trumpiana, il motivo per cui esiste probabilmente Trump come fenomeno politico, e cioè l'ammonimento all'Occidente sul fallimento, soprattutto da un punto di vista occidentale, sul fallimento masochistico dell'ideologia della globalizzazione, del globalismo, che ha semplicemente avvalorato la concorrenza sleale, in primis del gigante cinese rispetto alle economie occidentali, nel caso dell'America creando anche uno squilibrio nella bilancia commerciale alla lunga insostenibile. Da un punto di vista poi dell'America c'è anche un mini squilibrio rispetto a quello cinese, ma quello che Trump imputa alla Germania, che da quando c'è l'euro sostiene con una moneta diciamo meno forte di quello che era il marco tedesco le sue esportazioni, creando un mini meccanismo di concorrenza sleale. Queste le questioni che rimangono totalmente inalterate, non è che la sentenza della Corte Suprema le può rimuovere dalla realtà, che rimangono sul tavolo, e questo è l'allarme suonato da Trump all'Occidente. Pensiamo quante filiere economiche anche italiane hanno sofferto, sono state travolte da questo abbaglio epocale noto come globalismo. E poi c'è la notizia di oggi. La notizia di oggi è che in questo quadro immutato, perché è una tendenza storica, c'è la visita del cancelliere Merz a Pechino, in Cina. Che è la visita, sembra come dire una riedizione della politica del predecessore, della cancelliera Merkel, che fece un capolavoro, no? Perché dal punto di vista tedesco, perché si faceva pagare la difesa dal contribuente americano, l'energia aveva il canale privilegiato con la Russia, la geopolitica del tubo, e apriva alla grande ai commerci con la Cina. Questo era il finto idillio del cancellierato Merkel. Cos'è successo però? È successo che la Germania, invadendo il mercato cinese con le sue produzioni in primis automobilistiche d'eccellenza, è successo che guarda un po' i cinesi hanno iniziato a copiarle, a produrle con un costo del lavoro ovviamente nettamente inferiore, non essendoci esattamente i diritti dei lavoratori nel paradiso comunista cinese. Hanno iniziato poi a sostenere questi settori di produzione con massicci investimenti statali. Di recente un grande dirigente di una casa automobilistica tedesca ha detto: le nostre aziende non devono competere solo con i rivali cinesi ma con il budget statale cinese. Questo ha fatto saltare filiere produttive anche tedesche, spesso in primis tedesche. Poi ci sono i casi clamorosi anche simbolicamente di, per esempio, Volkswagen o altri giganti tedeschi che chiudono in casa e aprono stabilimenti in Cina. Allora, in questo quadro Merz va in Cina e sostanzialmente, certo alla tedesca, in modo come dire discreto, non mediterraneo sbracato, ma bacia la pantofola Xi Jinping. Vogliamo una cooperazione equa con la Cina. Ma non l'ha ancora capito che cooperazione equa con la Cina è un ossimoro. Proprio lui, in quanto tedesco, dovrebbe saperlo, che è stato un abbaglio clamoroso pensare che esista una cooperazione equa con la Cina. C'è un grande potenziale di crescita tra l'economia cinese e quella tedesca. Assolutamente, ha fatto tutto a favore dell'economia cinese sostanzialmente. E poi con questo abbaglio viene avvalorato anche da singole decisioni. Per esempio la Cina acquisterà 120 aeromobili dal gigante dell'aviazione Airbus in un momento geopolitico che dovrebbe consigliare a Merz più prudenza. Ora la domanda, anzi la constatazione che ci viene da fare: ma allora Merz non ha capito? Cioè non ha capito in che momento storico siamo, non ha capito la faglia di rottura geopolitica principale, cioè la nuova guerra fredda tra Stati Uniti e Cina, non ha capito da che parte del mondo conviene stare alla Germania, non ha capito quanto il suo paese ci ha rimesso dall'ipoteca del dragone, della concorrenza sleale del dragone medesimo. Ecco, non vorremmo che fosse una riedizione maschile più algida, è stato in CDA di grandi società finanziarie, la Merkel veniva dalla DDR, ma alla fine facciano lo stesso errore. Merz, svegliamoci. Grazie a tutti, a domattina.